È stato inaugurato ieri il nuovo hotspot di Porto Empedocle appena finito di costruire, voluto dalla prefettura di Agrigento. È più confortevole rispetto alla vecchia struttura da poco vicina, complessivamente garantisce una capienza di 280 posti con 4 unità abitative. La struttura ha accolto 57 migranti sbarcati a Porto Empedocle, trasportati dalla motonave ONG SEAI 4, che li ha tratti in salvataggio nelle acque SAR maltesi. Ad accoglierli la Croce Rossa Italiana, che gestisce la struttura, si occuperà dei servizi di accoglienza, assistenza sanitaria e sociale e della loro integrazione, quindi l'identificazione delle persone sbarcate, in quanto è la prima volta che sono in territorio italiano. Curata dal personale della questura di Agrigento. Per l'occasione hanno presenziato anche il questore di Agrigento Palumbo e il vicario del prefetto e si sono resi conto dell'efficienza o meno della nuova struttura costruita da una ditta di Cammarate e costata circa 3 milioni di euro. Angelo Vita è responsabile della Croce Rossa Italiana, che gestisce il nuovo centro accoglienza, ecco, un compito sicuramente gravoso e importante per la Croce Rossa. Questo è un centro di accoglienza che appunto è gestito dalla Croce Rossa, come quello di Lampedusa e altri centri che ci sono in Sicilia. Oggi è stato il primo sbarco, abbiamo inaugurato questo hotspot che è veramente bello rispetto a dove eravamo abituati a stare presso la tendostruttura. Lì ovviamente era un momento proprio di passaggio, qui c'è la possibilità che i migranti rimangano, infatti ci sono circa 280 posti letto ed è una realtà bella, confortevole e umana. Quanti sono gli arrivi di oggi? Oggi sono stati 51 arrivi, sono tutti in ottima salute, tranne uno che è stato portato all'ospedale che si era fatto male, Ecco, come si snoderà il vostro lavoro? Il nostro ruolo nella prima fase abbiamo una fase in cui i medici visiteranno singolarmente i migranti quando arrivano direttamente, come in questo caso con l'ONG, oppure negli sbarchi che sono così occasionali. Quando arrivano direttamente invece già da Lampedusa, già i colleghi li hanno visitati. Poi c'è la fase del riconoscimento che viene fatto dalle forze dell'ordine, dalla prefettura, dalla questura, e poi noi diamo da mangiare, il vestiario, li forniamo eventualmente di kit, di quello che necessita ai migranti. Quanto saranno qui queste persone? Ma il tempo strettamente necessario fino a che non partono, possono stare delle ore o una notte, è una struttura anche questa di passaggio, però ripeto, rispetto a dove stavano prima è molto più confortevole, anche perché è molto più grande e ci sono molti servizi, hanno pure c'è in itinere una costruzione, un campo di calcio, è una struttura, per quello che si può dire, veramente bella. Ecco, rispetto alla precedente ci sono dei miglioramenti, ovvio, no? Sì, non ci sono assolutamente paragoni, i miglioramenti ci sono, ma ripeto, quella era una struttura veramente di passaggio di pochissime ore e qua possono rimanere qualche giorno, quindi sotto questo aspetto è molto più curato ed è migliore. Ecco, quanto personale mettete in campo? E in base ai migranti che arrivano. Proprio oggi abbiamo testato, anche perché era la prima giornata, siamo circa 10 volontari.